Adesso qualche notizia su un film tutto vicentino. Certamente non potrà inseguire Un sogno da Oscar, ma l'averlo realizzato e prodotto è già da premio. Parliamo del film indipendente dal titolo I Guardiani di Atlantide, la cui prima è in programma l'8 marzo al Cinema Primavera di Vicenza. Il film, scritto e diretto da Luca Occhi e prodotto dalla EIES, gode del patrocinio del Comune di Vicenza, ma nasce anche grazie al supporto logistico di Vicenza Film Commission. Le riprese si sono svolte tra la Basilica Palladiana e Piazza dei Signori, tra Corso Palladio e Piazza della Vittoria a Monteberico e poi nelle cave di marmo di Nanto e nella Villa Cordellina Lombarda. Non c'è alcun ritorno economico e non c'è stato budget, spiega Luca Occhi, ma per vedere realizzarsi questo progetto si sono impegnati decine di volontari fra attori, tecnici e musicisti. I Guardiani di Atlantide narra di un mistero attorno alla leggenda delle pietre dell'antica civiltà perduta. Sembra che l'ultimo possessore di queste pietre fosse l'architetto Andrea Palladio, che morì in circostanze misteriose nel 1580. La storia si sviluppa poi ai nostri giorni, quando due ragazzi, Paolo e Mike, gli attori vicentini Elisa Balzarini e Matteo Zandonà, si ritrovano alla lettura del testamento di un amico comune che dice di essere uno dei guardiani di Atlantide. Da lì decolla l'avventura, influenzata dai ricordi delle pellicole di Indiana Jones.